Procedeva con la sua bicicletta sulla Pontebana in direzione Treviso quando ha perso il controllo ed è finito in un fossato. Le cure del SUEM sono valse a poco perché l'uomo è deceduto prima di raggiungere l'ospedale. La tragedia che ha colpito Roberto Fava, un ottantenne di Carbonera che lascia moglie e 3 figli, si tinge di giallo. Tant'è che il pubblico ministero Davide Romanelli della Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo sull'episodio, chiedendo alla polizia locale di Villorba di indagare sulla morte dell'uomo. Gli uomini del comandante della municipale Riccardo Sutto dovranno ricostruire ed accertare come sia avvenuto l'ennesimo incidente su una delle strade più pericolose del Trevigiano. Bisognerà capire se Roberto mercoledì mattina, il giorno dell'incidente, sia caduto nel fossato per un malore o un pirata della strada lo abbia urtato con la sua auto per poi darsi alla fuga. Indubbiamente la Pontebana è tristemente famosa per i sinistri. In questo caso, per la verità, non siamo ancora in grado di stabilire esattamente cosa sia successo, ovvero se si tratta di un sinistro stradale oppure sia stato determinato da qualcos'altro. Stiamo ancora cercando di raccogliere delle informazioni utili per ricostruire esattamente la dinamica dell'evento. Sull'asfalto non sono state trovate tracce di frenate o altri indizi che possono far pensare ad un incidente causato da altri, ma il mistero di come possa essere accaduto resta. Non si esclude che la salma possa essere sottoposta ad esame autoptico. Non sono stati individuati dei segni tali da permetterci di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Dobbiamo cercare di raccogliere delle informazioni utili e stiamo lavorando su questo. La Pontebana resta una delle strade più pericolose del Trevigiano. La scorsa settimana un altro mortale con 2 persone decedute, 3 morti in pochi giorni che pongono seriamente all'attenzione delle istituzioni il problema della sicurezza stradale. Su quel tratto circolano mediamente tra i 22 e i 23 mila automezzi al giorno, con rischi alti per ciclisti e automobilisti.